Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata degli aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia. La puntata odierna di Coralia Live è stata promossa con una frase sospesa, verso nuove avventure corali. Senz'altro i cori si stanno impegnando e stanno intraprendendo nuove avventure alla ricerca di nuovi linguaggi e obiettivi. E di tutto quello che hanno imparato in questi mesi sicuramente faranno tesoro per una nuova coralità, probabilmente integrata e più forte, sicuramente più articolata. Di tutto questo abbiamo voluto parlare e parleremo con gli ospiti della puntata odierna. E siamo con Andrea Figallo che sta già salutando e Raffaele Prestinenzi che sono i nostri super ospiti, due idoli delle folle oggi. Andrea Figallo, sì, perché bisogna dirlo, insomma, Andrea Figallo quando fai corsi di a scuola di coro per l'Usci Friuli Venezia Giulia, poi i posti praticamente, cioè, non sono mai abbastanza. Ma perché? Perché è musicista, cantante, produttore, è un richiestissimo docente che si occupa di vari generi musicali, ma a noi piace particolarmente nel genere pop e stavolta parleremo con lui del fatto che a scuola di coro, ovvero i corsi per i coristi e i direttori sono partiti, però si sono anche interrotti e quindi sono stati dirottati sul web. Poi abbiamo Raffaele Prestinenzi e con lui lanciamo una nuova iniziativa. Allora, Raffaele Prestinenzi anche non ha bisogno di grandi presentazioni perché è anche un volto televisivo molto amato. E lo definiamo preparatore vocale, ma è un po' poco perché è un cantante dalle esperienze eclettiche. Lui è corista, per cui conosce molto bene la realtà, ma è soprattutto anche corista che spazia dall'opera al pop. Quindi un range enorme e di tutto questo ci racconterà anche, perché tutto si basa su una buona tecnica ovviamente di base, nelle sue lezioni, nelle sue pillole di Orizzonti Corali, che appunto è una nuova iniziativa che è partita stamattina praticamente, vero Pier? Verissimo, Pier, avevo appena pronuncia. disattivato il microfono per non fare rumore quando sono stato chiamato in causa, però confermo assolutamente. No. E devo dire che è lanciata oggi, ma sta già avendo un bel riscontro. E di tutto questo, tu Pier stai attento che come vedi cerco sempre di coglierti nel momento di distrazione. Di tutto questo parleremo alla fine con il nostro opinionista Obi. Obi, dove sei oggi? Guarda, io ho capito che abbiamo promosso come nuove avventure corali, ma è un po' malinterpretato il titolo odierno e quindi stavo ricercando delle nuove avventure corali e le sto cercando con molta attenzione, un po', però non è facile perché qui è un po' un clima umido, quindi bisogna idratarsi, ma per fortuna che siamo un aperitivo, quindi signori, un piacere sempre stare con voi. Allora, salute, grazie mille al nostro opinionista, ma per trovare la direzione giusta abbiamo bisogno del conduttore di questa puntata e ce l'abbiamo qui ed è Roberto Frisano della redazione di Coralia, della versione radiofonica di Coralia e della versione televisiva, possiamo definirlo, ovvero su Facebook e sui social, la versione social di Coralia Live. Roberto, a te la parola. Bene, buon aperitivo a tutti intanto, grazie Rossana. Allora, per quanto riguarda il cuore di questa trasmissione, che è la didattica a distanza, direi di aspettare un attimo. Io partirei da qualche domanda un po' generale, insomma, visto che abbiamo a disposizione degli ospiti così, con una grande vita professionale varia.
comincerei da Andrea, insomma, leggendo di te in varie parti della rete ci si fa un'idea appunto di una vita artistico-professionale particolarmente intensa e piena di cose, insomma, poi si perde anche un po' il conto leggendo i curricula. E allora ricordaci attualmente cosa fai e quali sono le tue attività principali. E dove vivi poi, peraltro, non in Italia, no? Allora, sono circa 7 anni che vivo in Germania, a Colonia. Mi sono trasferito qui 7 anni fa per far parte di un gruppo vocale a cappella, professionista. Adesso il gruppo si è sciolto, io ho una famiglia e quindi ho una certa età, quindi hai letto tante cose sul curriculum perché avendo tanto tempo a disposizione si fanno tante cose, non serve il talento, sai. Quindi al momento viaggio come insegnante, ad esempio come vengo in Friuli a tenere questi corsi per cantanti e direttori di coro, e dirigo il mio coro, dirigo un coro a Bonn che si chiama Bonner Jazz Chor, coro jazz di Bonn. Questo, insomma, diciamo, faccio. E poi, vabbè, registro dischi, scrivo arrangiamenti, faccio cose, tutto nell'ambito della musica a cappella, che sia corale, per 50 elementi o per quartetti. Ok, quindi... In breve. Quindi sia l'attività, interessante questa attività anche compositiva, che di solito è, mi pare, una costante un po' di chi lavora negli ensemble vocali, no, di questo tipo. Cioè c'è sempre questo interesse anche per la scrittura e per il proprio gruppo, no? Ma Sbaglio? ho l'impressione che ci sia che il canto corale ha diverse origini. Quando si parla di musica pop, quindi non folk o tradizionale, forse il canto corale a cappella nasce come facciamo quella canzone lì ma solo con le voci. Allora si comincia o a cercare arrangiamenti che già esistono o si comincia a scriverli. Difficilmente si compone musica originale, o almeno si componeva. Adesso si sta imparando che forse si rende la musica più interessante se si scrivono delle canzoni. Nel mio caso scrivo canzoni originali, non tante, o meglio, ne scrivo tante ma la gente ne conosce poche perché rendo pubbliche solo quelle di cui vado orgoglioso. Sì, però è importante, credo, scrivere, arrangiare musica, aggiungere qualcosa di nuovo, insomma, al repertorio musicale mondiale. Ultima curiosità in questo caso, cioè di solito un gruppo vocale cerca di far propri appunto gli standard, chiamiamoli così, insomma, con arrangiamenti propri, e anche questa è una costante piuttosto che trovare versioni già pronte, insomma. Mi stai chiedendo nel panorama dei gruppi vocali come in generale funziona? Credo che ogni gruppo vocale davvero funzioni a modo suo. Okay. Quando il gruppo vocale sale di livello e comincia magari a guadagnare denaro e quindi magari a portare il lavoro giornaliero a part-time, allora credo che i gruppi comincino ad uniformarsi, si strutturano un po' più come delle piccole aziende e lavorano in maniera un po' più professionale, ma non nel senso negativo del termine, nel senso che c'è chi si dedica alla promozione, c'è chi si dedica all'arrangiamento, ci sono i dipartimenti come in un'azienda. E il modo migliore per farlo è, se hai un quintetto vocale, è assegnare ad ognuno dei 5 un lavoro, magari simile al lavoro che fanno durante il giorno, perché quando sei portato a fare un certo tipo di lavoro o lo hai imparato, lo puoi trasferire sui tuoi progetti musicali. Quindi ci sono gruppi vocali amatoriali dove gli arrangiamenti vengono fotocopiati spudoratamente e non adattati al gruppo, e quindi magari sono arrangiamenti ben scritti ma che non funzionano per il gruppo. Oppure gruppi che hanno un arrangiatore che arrangia per loro e quindi scrive per il gruppo, ma magari non ha studiato molto arrangiamento, e quindi in quel caso può non funzionare bene. Quindi ci sono tanti piccoli problemi che un gruppo vocale può trovarsi ad affrontare. Alcuni li risolvono in modo giusto, altri non trovano la soluzione. Direi che dopo, quanti anni sono? 26 anni dei Neri per caso che hanno raggiunto il successo, credo che sia il momento di, insomma, raccogliere i frutti. I Neri per caso hanno fatto un ottimo lavoro sia dal punto dell'arrangiamento, promozione, eccetera, e tanti gruppi vocali italiani potrebbero imparare dalla loro esperienza. Lo dico perché Ciro ultimamente sta promuovendo i suoi seminari anche online, essendo che anche lui ha una famiglia, forse preferisce stare a casa se possibile, e da Ciro si possono imparare un sacco di cose, anche dal punto di vista dell'arrangiamento. Abbiamo un genio arrangiatore in Italia, potremmo usarlo. Infatti questa è una domanda che poi volevo farti, già che ci siamo. Allora, è la situazione italiana anche rispetto a quello che si vede in giro in Europa, insomma, per quanto riguarda i gruppi vocali, chiamiamola di musica leggera?
mi sembra una bella situazione, mi sembra ci siano tanti gruppi e mi sembra che molti di questi siano affamati di sapere, di conoscenze e desiderano imparare. Negli ultimi anni, forse anche 10, dai, diciamo, con l'abbassamento dei costi di computer e di software per registrare, tanti di questi gruppi stanno cominciando a registrare a casa e, come dicevo prima, il fatto di poter fare qualcosa come scrivere un arrangiamento o registrare a casa non significa che lo si faccia bene, e sto scoprendo che alcuni di questi gruppi mi stanno chiedendo aiuto, consigli di base: quanto deve stare lontano il microfono, quando registro, cosa deve vedersi sullo schermo, e queste piccole cose che possono fare la differenza tra un prodotto che può suonare bene quando è finito o un prodotto che suona in maniera terribile. Chiaramente se ti affidi a uno studio e a un tecnico di registrazione è chiaro che il lavoro funzionerà meglio, però tanti di questi gruppi hanno la necessità, soprattutto in questi ultimi 3 mesi, di lavorare a casa, ognuno registrare la sua parte. Quindi la situazione dei gruppi vocali italiani è, dal mio punto di vista, un po' confusa ancora, e mi piacerebbe che comunicassero tra di loro un po' meglio o più spesso, perché quando si compiono degli errori nella vita di un gruppo vocale sarebbe carino confrontarsi con altri gruppi e aiutarsi. Guarda, abbiamo fatto questo errore, non fatelo anche voi, oppure abbiamo provato questa strada, funziona. Ultimamente ovviamente il mio contatto con i gruppi vocali è aumentato perché tutti chiusi in casa per qualche motivo ci siamo avvicinati ed ho aiutato alcuni di questi gruppi a risolvere problemi dal punto di vista della registrazione o anche dalla creazione di canzoni multitrack fatte con i cellulari. Quindi sì, ci siamo uniti anche con i gruppi vocali italiani molto di più in questo momento, e spero che quando cominceremo a girare per il mondo e a stare meno davanti al computer, spero che questa vicinanza rimanga, spero che continueremo a chiacchierare. Altra piccola cosa, curiosità, ma per quanto riguarda il repertorio, i gruppi italiani si possono distinguere, o c'è una sorta di internazionalità e anche nello stile poi delle elaborazioni, degli arrangiamenti, che in fondo, come dire, rende un po' tutto una grande dimensione abbastanza simile, omogenea, oppure troviamo varietà? Non l'ho premesso prima, ma lo dico adesso: io non sono un esperto di storia dei gruppi vocali, nemmeno di quelli italiani, quindi io parlo per ciò che conosco. Esperienza. Per la mia esperienza. Il fatto di usare tutti lo stesso strumento significa soltanto descrivere una strumentazione, non significa descrivere un genere musicale. Quando ci si trova tutti a cantare a cappella, ci si trova, nella maggior parte dei casi, a spaziare fra generi, per vari motivi. Quindi ci sono canzoni magari dell'800, del 600, perché piacciono, canzoni recenti degli anni 80 o 90, e poi ci sono canzoni più moderne, come degli ultimi 10 o 20 anni. Ci sono gruppi più anglofoni che desiderano fare cover di canzoni straniere, e ci sono gruppi che invece non disdegnano riscoprire il nostro repertorio e riproporlo a cappella. Quindi per quanto riguarda i seminari che sto tenendo con l'USCI Friuli Venezia Giulia e Gorizia, mi hanno chiesto, e mi hanno trovato d'accordo, di arrangiare canzoni in italiano, canzoni pop italiane. Forse anzi sicuramente Raffaele se ne intende molto di più di me, ma quando un cantante italiano canta in italiano canta molto meglio che quando canta in inglese. Sì, a meno che proprio non switchi come idea, che attivi una specie di cervello che pensa di ragionare in inglese, o sì, però è diverso, è un'altra cosa. Cioè è una finta un pochino. Quando canti delle parole e c'è una parola che deve o è lì che devi trasmettere l'emozione, in inglese qualcuno te lo deve dire: guarda che questa è quella parola importante. Sì. E comunque cantarlo a un pubblico italiano arriva difficilmente, ma quando canti in italiano nessuno ti deve spiegare il significato del testo, e tu automaticamente, se sei un cantante che ha empatia e voglia di comunicare, voglia di raccontare, tu insisti su una parola, articoli meglio un'altra cosa, tralasci magari degli articoli che non sono necessari, sì. Per farti un esempio. Quindi queste canzoni in italiano che stiamo facendo adesso nei miei seminari funzionano perché secondo me c'è voglia di cantare musica pop italiana bella, che ne abbiamo tanta, e perché la gente non deve filtrare, provare a sforzarsi di cantare in inglese.
Non ricordo bene la tua domanda, Sì, no, era questa. Però mi ha ispirato il desiderio di siamo italiani, cantiamo in italiano, se vogliamo fare delle cover, ne abbiamo tantissime, bisogna cercarle, bisogna... Sì, volevo arrivare a questo, cioè, come dire, lo stile appunto può essere quello improntato sui gruppi appunto anglo-americani, però poi i motivi di distinzione, di originalità poi ci sono. Poi è chiaro che abbiamo tutto un repertorio di canto, chiamiamolo leggero, in Italia, per cui insomma materiale da arrangiare c'è. Bene, insomma la situazione è molto, molto varia, ecco. Anche se non sei un esperto, lo dici tu, ma insomma hai certamente il polso della situazione molto più di quanto non abbia chi normalmente frequenta così la vita corale, così in forma, chiamiamola standard, che è quella della capodifonica, insomma, è qualcos'altro, ecco. Bene, io direi di passare anche a Raffaele, far sentire un po' quello che ci racconta lui. Allora, tu Andrea ci hai in breve detto tra le varie attività quello che fai, e anche il curriculum di Raffaele è particolarmente ricco, soprattutto tutti ci stupiamo di come fai a passare da insomma un genere all'altro con tanta naturalità. Allora io mi chiedo, è un dono di natura? Oppure insomma alla fine lavori un po', o hai dovuto lavorare, o ancora lavori, soprattutto dal punto di vista vocale, tecnico, quando passi da un genere all'altro, insomma, cioè ti viene spontaneo, però, oppure ogni volta c'è questo switch che insomma va messo in moto? Diciamo che io credo che la mia fortuna sia stata di partire da praticamente non avendo niente. Cioè io quando ho fatto la mia prima lezione di canto avevo un'ottava striminzita, dei falsetti per aria, delle note basse sotto, ma tutto spaccato, tutto spostato, tutto lontano, una specie di mostro di Frankenstein con qualche arto così. E quindi diciamo la cosa che mi sono reso conto è che avevo tante cose ma niente, quindi dovevo organizzarle, attaccarle tutte, trovare... E più mi sono sempre interessato a tutta la musica, cioè non è che ho avuto mai io ascolto solo rock, solo pop, e la mia prima insegnante era una cantante lirica, e quindi ho cominciato con lei, però tornavo a casa e provavo a cantare i Queen, e quindi mi sono iniziato a cimentare in varie cose per vedere come affrontare, proprio cercare di capire un po' come svitare un giochino e capire le molle, capire dove stanno i meccanismi, insomma. Quindi è tutto studiato, e adesso ho imparato più o meno come switchare da una cosa all'altra, però diciamo quando mi capita, e purtroppo mi capita spesso, perché chi mi conosce lo sa che posso cambiare canale, e quando mi capita di avere una serata in cui mi tocca cantare un'aria d'opera, un'aria da musical, un pezzo di Queen, un pezzo di Massimo Ranieri, non è che sono proprio l'uomo più felice del mondo, però so cosa devo fare, ecco, diciamo, so che bottoni premere, questo sì. Diciamo che forse anche in questo la mia fortuna è di non avere, come dire, uno strumento unico. Cioè io credo che il grande cantante, diciamo, che ne so, il cantante degli Aerosmith, piuttosto che Pavarotti, piuttosto che Ranieri, hanno quello strumento lì, il più delle volte. Hanno quello strumento, su quello lavorano, e non è che hanno troppi dubbi, perché tanto funziona così, tutto quello che ho ce l'ho lì. Invece magari qualcuno che ha vari modi, ha vari escamotage, può fare molti più esempi magari a cori o allievi, cioè a me è capitato comunque, per esempio, nella mia vita di imparare tanto di più da maestri, non voci straordinarie, ma gente che aveva capito come si faceva, piuttosto che incontri il fenomeno che ti dice si fa così e tu dici boh. E quindi ecco, penso che sia questo, mi descriverei così, sì. Beh, certo, sì, l'insegnamento è qualcosa di abbastanza particolare, soprattutto credo che tragga origine anche dalle esperienze personali. È chiaro che il cantante è molto dotato, a volte non è in grado di porsi problemi.
uno dei casi forse rari che io ho avuto modo di incontrare un fenomeno che era anche bravo ad insegnare, che era un tenore americano, Rockwell Blake, un grande tenore degli anni '80 che cantava Rossini. Lui era proprio un fenomeno, cioè un alieno venuto dallo spazio, che però lui si era messo a ristudiare su se stesso, cioè cercando di dare un nome a tutte le cose che lui faceva, e quindi poi sapeva spiegarti tutto quello che faceva. Però lui candidamente ti diceva, sai, io a 20 anni cantavo tutto, senza sapere perché. Poi ho capito perché, ecco, però ce ne sono pochi così, sì. Però anche a te, insomma, vengono bene le cose vedendoti, insomma, così, tutto ti sembra abbastanza naturale, insomma, quello che fai. Per quello. Ma c'è un genere che ti piace di più? Cioè, Spazio, vuol dire, a parte il cabaret e la tua teatralità, anche sì. È chiaro che si vede ed è una tua qualità. Vedo che fai anche musica barocca, insomma. Ho fatto anche qualcosina nel barocco, sì, ho fatto anche... Ma ti dirò, a me, io ho sempre visto la voce, secondo me, meravigliosa, perché nel momento in cui tu capisci come cambiarla, è come quei personaggi dei film di Harry Potter, in mutafaccia, in mutaforma, no? Tu puoi, giovedì sei biondo, mercoledì sei moro, hai la barba, sei un uomo, sei una donna, dipende da che voce puoi usare e sai usare, no? Quindi diciamo che pigramente ti direi che la musica che preferisco cantare più delle volte è quella che mi viene più naturale, nel senso che è chiaro che se devo cantare una messa di Bach o di Handel, non posso sgarrare neanche una nota, non posso sbagliare niente, deve essere tutto... Se mi fai cantare una bella canzone di Frank Sinatra, stando attento ovviamente sempre in tutto, bisogna stare attenti, però non ho da fare grandi calcoli, ecco, forse in quel caso vai più quasi sulla recitazione, sull'effetto, perché dipende secondo me tutto dalla base da cui parti, no? Se tu parti da una voce, diciamo, da crooner o da attore cantante, ti sarà comodo quello, e quindi se devi cantare qualcosa di estremo devi stare molto più concentrato, ecco. Quindi ti diverti un po' di meno, sei molto più soddisfatto alla fine, però se va tutto bene in una cosa difficilissima, dici, stasera sì che ho cantato sta roba, no? Ecco, questo qua. Certo. Ma fondamentalmente stiamo dicendo in qualche modo che la tecnica di base è una, poi sta ovviamente nella capacità del cantante di distinguere magari i vari stili e quindi le esigenze di ogni stile, e ovviamente anche nelle doti naturali del cantante riuscire ad adattarsi a vari generi. Ad esempio, nel mondo corale una cosa che capita molto spesso è, ad esempio, la corista, di solito soprano, adesso non vorrei fare discriminazioni perché sono contralto, però che ha studiato lirica e quindi ritorna nel coro e urla come un'ossessa e dice: ma io non posso fare diversamente perché io ho studiato, ho la voce impostata, ce l'ho in maschera, vedi, e si proietta, sì, però se tu sai proiettarla probabilmente riesci anche bene, quindi conosci bene la tecnica, riesci anche ad adattarti poi al canto in coro, anche se la tua voce chiaramente ha trovato dei muscoli molto più forti. Sì, e così diciamo, sto dicendo una stupidaggine. No, non è una stupidaggine, però mi sento anche cioè, come dire, dipende innanzitutto secondo me dalla natura vocale di una persona. Cioè, se io comunque prima di studiare canto canticchio in un certo modo, poi scopro che ho una voce da Arena di Verona, ok? Una voce gigante. Scopro che questa voce funziona così, mi dà molta gioia e libertà a cantare, e mi rendo conto che come cantavo prima stringevo e rimpicciolivo tutto e mi facevo male, quindi. Chi impara questo non dovrebbe mai più rientrare nel coro dove stava prima, perché non puoi più stare lì, perché sei, come dire, hai scoperto di essere largo il doppio e non puoi occupare più la sediolina che avevi prima. Se invece ritorni, devi trovare un modo per fare tutte e due le cose, secondo me. Questo è un po' il problema, cioè nel senso che ci sono obiettivamente... Io per esempio ci sono passato in questa cosa, c'era un periodo della mia vita in cui volevo a tutti i costi fare il tenore da teatro, vivevo per questa cosa qua, ed era una cosa che però per riuscire a fare questa cosa io potevo cantare solo in quel modo lì, parlavo sempre tutto il giorno così per avere la voce tutta riposata, insomma una roba da pazzi. E io nel coro con cui adesso invece canto abitualmente, cioè il coro di Ruda, in cui il coro polifonico utilizza invece tanti tipi di registri, soprattutto nei tenori, il falsetto,
la voce di testa, i suoni molto soffusi. E io ho dovuto, a un certo punto, è stato un periodo in cui sono andato via perché non riuscivo a reggere queste due cose. Quando me la sono messa via e ho capito di voler avere una vita sociale, parlare con la mia voce e cantare tutti i generi che mi piaceva senza pensare solo all'opera, sono tornato e mi sono iniziato a divertire. Però purtroppo in questo, secondo me, sta tanto nel cosa vuoi fare, cioè cosa vuoi fare? Vuoi essere la nuova Callas? Allora non venire nel coro. Questo è un po', secondo me, il discorso. Oppure, diciamo, a volte invece nel coro, chi canta benissimo, senza problemi, sono le voci che di natura, cantando libere, sono piccoline. Le voci piccole di natura, che quindi se anche ci danno dentro come dei pazzi, senti sempre... E loro sono lì così. Però senti quel suono lì. Quelli sono più fortunati se vogliono fare i coristi, questo sì. Roberto, scusa se usurpo solo un attimo, ma ho ancora una domanda, anche perché diciamo volevamo arrivare un po' alla didattica a distanza, poi in realtà ci è piaciuto parlare delle vostre esperienze perché siete due personaggi molto interessanti. Ecco, in entrambi i casi io mi domando come possa essere a distanza, cioè come l'avete immaginata, come avete trovato questo rapporto? Anche perché, ecco, vocalità a distanza, forse la vocalità è una delle cose che riesco meno a immaginare, ecco, da remoto, ovvero davanti a uno schermo. Però mi interessa poi anche l'esperienza di Andrea. Allora, una battuta a testa proprio su questa didattica a distanza per il vostro settore, l'argomento che trattate. Vuoi, Andrea, vuoi rispondere tu? Ma sì, dai, per varietà. Sì, dai. Allora, quello che è successo col mio coro è stato che non possiamo più vederci per provare. Avevamo cominciato 2 canzoni nuove, 2 arrangiamenti nuovi, e allora parlavano di Zoom o Skype, sapete, queste prove dal vivo in cui si canta per finta, però ci si vede e quindi non dispiace. Allora io ho seguito la strada YouTube, ho cominciato a fare qualche video suonando l'arrangiamento nuovo, arrivando a battuta 4 dicendo contralti 2, vedete che in questa battuta c'è questo ritmo, ve lo suono, ve lo canto, mi piacerebbe lo cantaste così. Praticamente parlavo al muro guardando questa telecamera. Ho fatto alcuni video di 3-4 minuti l'uno, da esperimento, pessima qualità sia video che audio perché non ero preparatissimo. Il coro li ha adorati, ma soprattutto il coro ha amato il fatto che, vedete questo microfono? Il fatto che nei miei esempi vocali io ero a 20 centimetri dal loro orecchio, perché quando io sono a 20 centimetri dal microfono, chi ascolta in cuffia lo sente dalla cuffia, quindi io se faccio un esempio e glielo ricanto 2 volte e faccio dei micro crescendo così, mi sentono alla perfezione e lo possono ascoltare 100 volte. Quando siamo nella sala prove e canto questa parte ai tenori, e i tenori sono a 6 metri da me, 5, ma comunque non sono vicini, non colgono i dettagli, non colgono l'intonazione, non colgono quello che vogliono. Ci siamo poi i tenori non colgono i dettagli. Forse per questo mi è uscito tenori e non soprani che sono sempre attenti. Io lo posso dire, quindi non è... Sì. Quindi hanno adorato questa cosa, ho migliorato la qualità della trasmissione, ho usato microfoni migliori, ho usato telecamere migliori, ho ripulito il suono prima di fare l'upload su YouTube, con piccoli trucchetti tecnologici. E quindi adesso abbiamo 45 video nel nostro coro, su YouTube, che solo il nostro coro a cui solo il nostro coro può accedere, ed è una cosa che non cambierò. Non voglio tornare dal vivo a fare questi piccoli esempi dal vivo perché non coglieranno quello che desidero. E la cosa che mi piace è suggerire al mio coro micro dettagli di esecuzione come quello che avete sentito ora, perché se 45 persone fanno quello che ho fatto io con la voce, ognuno a modo suo, viene un effetto strepitoso. Il crescendo di 4 battute, vabbè, lo sappiamo già fare tutti, 4 battute, cominci piano, arrivi forte, ok, sappiamo come si fa. Ma avere un groove, avere un ritmo su piccole suddivisioni ritmiche e averlo tutti insieme è spettacolare. E quando te lo registro così al microfono, tu lo capisci, lo impari, lo memorizzi. E quindi questa cosa la farò sempre sulle canzoni nuove. I dettagli li registrerò, li metterò su YouTube solo per noi, ed è una cosa che abbiamo imparato da questo problema e manterremo. E tu, Raffaele? Scusa. Potevo inserirmi io un attimo, scusa, ma Andrea, come hai rimodulato la tua lezione a scuola di coro?
c'era ancora ci sarebbe stato poi un incontro a fine febbraio, no? Brevemente, allora, cosa farai? L'accordo era di fare una full immersion 2 giorni interi, cioè un weekend, 4 settimane di pausa, altri 2 giorni interi. Quindi io l'avevo modulato in questo modo, nel senso che avevo lasciato queste 4 settimane libere ai coristi per studiare, ripassare, riascoltarsi le registrazioni fatte lì col cellulare, tornare, imparare una canzone nuova e fare la nostra esibizione pubblica. La data non è ancora stata fissata, quindi nel frattempo quello che devo fare sostanzialmente è fare in modo che la distanza tra i 2 incontri sia minore dei 6 mesi che sarà. Quindi anche per loro faccio un paio di video YouTube per ricordare le cose, esattamente come ho imparato a fare dal mio coro. Quindi avranno qualche video non ce l'hanno ancora, perché la data non è stata ancora fissata. Quindi l'impegno è solo rimandato, insomma. L'impegno è rimandato, si farà tutto quello che era previsto. Nel frattempo farò qualche video li tengo in caldo con questi video che loro riascoltano, si ripreparano, non dimenticano quello che hanno imparato, e neanche io dimentico quello che stavo insegnando, e poi si farà il nostro incontro come era previsto. Scusa Raffaele, tu invece raccontaci delle pillole. Allora, io posso dirvi una cosa, diciamo che il fatto di fare lezioni online dette in maniera un po' così fuori dai denti, è chiaro che ha salvato me come molti insegnanti che in un periodo così hanno un'attività da musicisti e da insegnanti e sarebbe sparito tutto, quindi questo non è un'utilità artistica sicuramente, però insomma per me è stata utile. Devo dire una cosa, è una cosa che si può fare secondo me in momenti disperati come questi, solamente però secondo me con allievi che tu conosci molto bene da tempo, cioè da prima. Io non farei mai una lezione Skype o comunque online con qualcuno che non so chi è, che quindi non so come la sua voce suona, che difetti ha. Questa sicuramente è una cosa da escludere. Di positivo veramente posso dire che hanno avuto le lezioni online è il fatto che avere sullo schermo il mio viso e il viso dell'allievo, che vede entrambi l'allievo, e uno che finalmente l'allievo è obbligato a guardarsi in faccia, che è una cosa che io gli dico sempre. Io metto sempre lo specchio davanti agli allievi, ma gli allievi sono come Dracula, non riescono a spostano, non si guardano, ma proprio robe da metterli davanti, di guardati mentre canti, loro fanno guardati, proprio, ma ci sono passato anch'io da allievo, quindi ci sta. Quindi il fatto di vederti continuamente la tua faccia lì, che io ti sto dicendo apri la bocca e vedi questi che fanno è aperta. Sì, è vero, no? Quindi gli allievi di canto sono come Dracula. Ma Pier! Sarà Pier. Quindi questa è la cosa positiva. E l'altra cosa molto positiva per me, che io accompagno sempre i miei allievi quando cantiamo, è che finalmente non devo farmi venire il torcicollo per suonare, guardarli, controllargli la bocca, controllargli la faccia, intanto suonare, guardare gli accordi, ma io mi mettevo il computer sopra il pianoforte, suonavo, li guardavo tutto il tempo e quindi non mi scappava niente. Ogni momento dicevo, cosa stai facendo? Ti vedo, guarda che ti vedo. E quindi da quel punto di vista loro mi hanno odiato ancora di più, ma io da quel punto di vista sono stato molto contento. E devo dire che certi hanno fatto dei bei passi avanti. Detto questo, oggi ho ricominciato delle lezioni faccia a faccia a Trieste. È un'altra vita, cioè è un altro mondo, cioè il fatto solo già di vedere una persona, chiedergli come sta, poi senti un suono, senti una voce che ti arriva, senti dei veri armonici, non senti. Però c'è da dire che per esempio in un futuro, non lo so, qualcuno è stato male, non può uscire di casa, gli manca una lezione, invece di perderla ti chiede di fare una lezione online, una cosa che io non avrei mai pensato, perché no? Ecco, però ecco, come da qua a dire sì, è il futuro, facciamo tutte le lezioni su Skype o su online, no, questo non è. In caso di guerra nucleare o di nuova epidemia, allora va bene, però direi che sì, l'utilità grande è stata questa del vedersi, dello specchio, questo sì. Però in qualche modo ci confermate entrambi che qualche lato positivo, qualche cosa in più l'abbiamo imparata, forse un upgrade, ecco, del nostro modo di insegnare,
Quindi magari continueremo con delle formule ibride. Poi oltretutto sono state molto interessanti i contenuti che ne sono usciti. Intanto allora avrei una gran voglia di andare a lezione da Raffaele, no? Per vedere un po', cioè deve essere divertentissimo. E poi Andrea chiederei di cantarmi nell'orecchio, insomma, col microfono fuori dalle distanze di sicurezza, no? Da 20 centimetri. Puoi farlo. Posso farlo ora. È vero. Ma soprattutto noi abbiamo qui dietro un uomo che sta aspettando per dire la propria, perché noi in questa trasmissione, come ogni trasmissione che si rispetti, abbiamo un opinionista che ha osservato, ha ascoltato e adesso ci darà la sua opinione sulla didattica a distanza, sulla vocalità, sul jazz. Su cosa vuoi dare un'opinione? Allora, opinione, ma non parlo di opinioni. Devo dire che è stata una trasmissione molto interessante e si è detto tantissimo. E quindi veramente è complicato cercare di discernere tutti gli ambiti che si sono in qualche modo affrontati. Dirò un po' di roba a caso, cioè quello che mi ricordo. Parto dalla fine. Didattica online. Apprezzo tantissimo il fatto che di fronte a una situazione emergenziale come una pandemia globale, per esempio, si riesca a cogliere, a trovare un qualcosa di positivo dalla situazione. Cioè, ci sono due modi in cui si può reagire a una situazione problematica, a un'emergenza simile. O si dice, vabbè, pace, prima o poi riprendiamo, oppure quindi si reagisce passivamente, altrimenti si reagisce attivamente dicendo, allora, troviamo altre cose. Saranno diverse, saranno finora sempre state impensabili, non saranno altrettanto valide, ovviamente. Cioè, se io devo fare didattica, cioè una lezione di canto via Skype, cioè, è palese il fatto che non potrà mai essere come una lezione di canto normale. Però, in mancanza d'altro bisogna fare qualcosa. In mancanza d'altro lo facciamo e scopriamo che magari qualcosa di buono c'è. Questo non vuol dire che bisogna sostituirlo, ma bisogna eventualmente affiancarlo, come nel caso di Andrea, cioè questa cosa di registrare la parte per i singoli dettagli, per dare gli spunti, è un qualcosa che di per sé è semplice e banale. Uno dice, vabbè, registro la parte, la mando, però prima non ci avevamo pensato. Perché? Perché si andava a prove, si faceva prove e poi basta. E invece così no, così i miei coristi vengono a prove e se non fanno quella roba che gli ho mandato, non hanno scuse. Non è un invito ai direttori di diventare più cattivi, naturalmente. Invece, nel discorso della lezione di canto, diciamo che potrebbe più essere forse il miglioramento della lezione in sé. Per esempio, in questo caso Raffaele ha visto, già lo sapeva prima che lo specchio è importante, ma ha visto quanti miglioramenti si hanno se lo studente si guarda. Quindi sarà ancora più cattivo quando gli studenti non vorranno guardarsi allo specchio. Dirà, allora, siamo alla luce del sole, non ti sei ancora polverizzato, non sei Dracula, mi dispiace, ma che non sia Halloween, quindi c'hai i dentoni, allora c'è un'eccezione. E quindi questo riguarda la didattica online. Riguardo tutto quello che si è detto prima, veramente si potrebbe scrivere un trattato, anzi più di un trattato lungo tanto, alto, e quindi cercherò di essere breve. Ma parlando dei gruppi vocali, allora, la cosa che più mi è piaciuta del discorso sui gruppi vocali è che non è un genere il gruppo vocale a cappella, non è un genere. Sarebbe come dire che l'orchestra è un genere, che la band è un genere. No, è una formazione, è un utilizzo questi strumenti, ma posso usarli come voglio. Cioè, poi all'interno della mia strumentazione avrò i miei diversi generi e posso spaziare. La cosa bella del gruppo vocale è che posso affrontare tanti generi diversi semplicemente cambiando l'arrangiamento, cambiando il modo di cantare, cambiando l'idea che voglio trasmettere al pubblico. Altra cosa, arrangiamenti. L'arrangiamento, perché si fanno tanti arrangiamenti e non si fanno tante canzoni originali? Perché probabilmente l'arrangiamento è più facile all'inizio, però è bello poi affrontare anche i brani originali. Ma riguardo all'arrangiamento,
la cosa che volevo dire è, quando io sento un arrangiamento vocale a cappella, quando io arrangio qualcosa a cappella, io devo pensare non a forziamo il tutto per renderlo senza strumenti, cosa che purtroppo si vede. Deve fare, uno dice, lo ascolta e dice sì, carino, poi vabbè, senza strumenti, quindi bellissimo. Invece l'obiettivo del gruppo deve essere creare un qualcosa di obiettivamente diverso dall'originale, ma altrettanto bello. Due cose stabili. Devo metterti in contatto, insomma, con i nostri ospiti, così, anche perché so che poi l'argomento arrangiamenti, gruppi vocali ti prende, poi non la finiamo più, e so anche perché sei così contrario alla didattica a distanza, perché la connessione nella giungla non prende, immagino, no? Quindi è una cosa che sicuramente per te è impossibile. Diciamo che ho seguito volentieri anche da qui tutte le lezioni offerte da USCI Friuli Venezia Giulia, però ogni tanto arriva il giaguaro che devo scappare, poi casino. Allora, grazie per seguire l'USCI anche da dove sei, ecco. E a questo punto io direi che di contenuti ce ne sono stati moltissimi, è stata una puntata molto densa, molto interessante. Io ringrazio moltissimo. Allora, c'è Pier che... Sì? Abbiamo sforato in maniera vergognosa, però Obi mi ha prestato il fianco e sai che io quando uno mi presta il fianco arrivo con la lancia subito, immediatamente. E intanto per ricordare a chi ci sta seguendo da casa che tutte le informazioni sulle attività in corso dell'USCI Friuli Venezia Giulia sono pubblicate sul nostro sito. Di qualcosa abbiamo parlato oggi, qualcosa abbiamo accennato di striscio. Oggi è stato lanciato questo nuovo progetto Orizzonti Corali, che è un contenitore ampio che conterrà tante idee, proposte formative, divulgative, e da oggi è online il microcorso in pillole di vocalità di Raffaele, che ringraziamo per la sua generosa disponibilità. E Andrea ha partecipato come docente a scuola di coro, ma insieme a lui ci sono stati anche altri docenti che hanno messo in atto strategie alternative per fare degli incontri con gli allievi, e quindi ringraziamo anche Mario Mora e Petra Grassi che in questi giorni stanno facendo delle video lezioni con i loro affezionati corsisti. E soprattutto volevo aggiungere questo e poi veramente chiudo, andate tutti sul sito dell'USCI FVG per scoprire il programma degli webinar Verbum Resonance 2020, cioè i seminari di canto gregoriano quest'anno diventano webinar e stanno già cominciando ad arrivare delle belle adesioni, devo dire da Lituania, Polonia e Spagna per il momento, quindi quando si dice che l'attività a distanza è vero, ha delle limitazioni, però tra i vari pro è quello di riuscire a colmare appunto la distanza e quindi permettere anche persone che magari non avrebbero preso l'aereo per venire all'abbazia di Rosazzo a seguire una settimana di Gregoriano, lo possono fare comodamente da casa via web. Questo è quanto volevo aggiungere. Precisazioni, e non ci resta che seguire quindi tutte queste iniziative, non vediamo l'ora. Io ringrazio moltissimo Andrea Figallo, Raffaele Prestinenzi per essere stati con noi e aver accettato l'invito dell'USCI e di Coralia Live, il co-conduttore Roberto Frisano, il nostro opinionista Obi e il regista Pier. Quindi da tutti noi, anche da me, Rossana, un buon fine settimana e alla prossima settimana con Coralia Live, gli aperitivi corali dell'USCI Friuli Venezia Giulia. Ciao! Ciao a tutti! Grazie. Ciao a tutti! Ciao ciao!